Ormai sono passate quasi 2 settimane dal terribile maltempo che ha messo in ginocchio il Veneto e io sono rimasto pietrificato dalla forza di volontà con cui il nostro popolo sia riuscito e stia riuscendo a tirarsi su. Nulla del genere era mai successo nel nostro territorio e vedere l'enorme solidarietà e unione che si è creata in questo periodo è davvero emozionante. Navigando per Facebook mi sono imbattuto in un post scritto dal mitico ex capitano della Benetton Riccardo Pittis e voglio assolutamente riproporvelo perché approvo ogni singola parola. Il Veneto non lo sentirete piangere e lamentarsi, sentirete piuttosto il rumore delle maniche che si arrotolano. È abituato a lavorare e a difendere la sua terra. Lo ha fatto nelle guerre e lo farà anche oggi. Ha subito una devastazione che è passata quasi inosservata, perché comunque la gente pensa che ce la farà da sola a rialzarsi. Come sempre, non sentirete mai le urla di dolore delle persone che hanno perso la casa. Non sentirete il rumore degli alberi caduti che nemmeno 2 guerre avevano causato. Qui il silenzio è un valore. Nessuno chiederà aiuto. Io sono italiano e sono veneto e la mia terra è stata ferita profondamente. In pochi se ne rendono conto perché non fa notizia. Non vi chiedo di fare una donazione, ma quantomeno dedicare un pensiero. Per un giorno sarebbe bello che anche voi foste veneti. Noi siamo il Veneto. Ghesboro.